Poco dovremmo essere in grado di sentire Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, sulla tragedia di Mestre. Rivediamo un video in cui si vede appunto arrivare l'autobus e precipitare. Queste sono le immagini impressionanti. Adesso tra poco, ecco, vedete comparire fra poco l'autobus che si avvicina alla zona del disastro. No, eccolo lì, sta arrivando, lo vedete sulla destra, procede, affianca un'altra corriera, una corriera ferma e la supera e poco dopo, per motivi che sono ancora inspiegabili, precipita nel vuoto con il suo carico di giovani, persone che stavano in un campeggio e stavano tornando al campeggio vicino all'Agenzia delle Entrate. Per loro era stata una giornata serena, di svago, una bella giornata di sole a Venezia, e questa purtroppo è stata la fine che hanno fatto. Ci sono 15 superstiti, 21 vittime, ma le condizioni dei feriti sono alquanto preoccupanti. Andiamo avanti con la cronaca. Pochi minuti dopo le 8 di ieri, 7 persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione promossa da Ultima Generazione hanno bloccato il traffico in via Avanzo a Padova, sedendosi sull'asfalto della carreggiata all'altezza del cavalcavia Borgo Magno. Lo abbiamo fatto per denunciare le pesanti responsabilità dell'ENI nel provocare l'attuale stravolgimento climatico, manifestare il loro terrore di fronte agli eventi estremi che stanno mettendo in pericolo il territorio, hanno spiegato gli attivisti, che per tutta la durata dell'azione, circa 15 minuti, hanno dialogato con gli automobilisti presenti fino all'arrivo delle forze dell'ordine, facendo resistenza passiva, e sono stati fatti salire sulle volanti e portati in questura a Padova. E questo è anche un modo per distogliere le forze dell'ordine da problemi molto più gravi, quali quello di cui vi abbiamo parlato fino ad ora, la tragedia di Mestre. Ci sono dei controlli antidegrado in piazzale Boschetti, e qui siamo a Padova. Vediamo il servizio di Valentina Visentin. Il blitz alle prime luci dell'alba all'interno del cantiere di piazzale Boschetti. I poliziotti della questura e gli agenti della polizia locale sono entrati nell'area per controllare e sgomberare i bivacchi. 3 persone sono state identificate, 2 uomini tunisini e una donna di 35 anni con precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio. I 3 stavano dormendo in giacigli di fortuna accostati alle pareti dell'edificio in disuso. Sono stati allontanati dall'area e saranno denunciati per invasione di terreni ed edifici. La morte improvvisa del piccolo Alessandro Izzi all'asilo nido di Porcellengo. Sono disperate le 3 educatrici indagate e continuano a ribadire, assistite dagli avvocati difensori, che si è trattato di un evento inspiegabile. Confidiamo nell'autopsia per avere una risposta su cosa abbia causato il decesso del bimbo. Sentiamo Marta Marangoni. Sono sconvolte e affrante le 3 maestre dell'asilo nido Raggio di Luna di Porcellengo di Paese, indagate per la morte del piccolo Alessandro Izzi, il bimbo di 11 mesi morto venerdì pomeriggio mentre riposava nel lettino dopo la pappa. Le 3 educatrici hanno incontrato gli avvocati difensori. Parla Alessio Morosin, legale di una delle maestre. Ho avuto modo di parlare con tutte e 3 e intanto sono desolate e disperate, perché un fatto così grave ovviamente tocca la loro sensibilità, la professionalità, e tocca anche così i sentimenti, perché possono non essere nel dolore con la famiglia che gli aveva affidato questo bambino. L'avvocato Morosin è in contatto con i legali delle altre 2 educatrici ed in vista dell'autopsia, che verrà eseguita verosimilmente giovedì, sarà nominato un medico legale di fiducia che assisterà all'esame. Nel frattempo le maestre continuano a ribadire l'inspiegabilità del dramma. Non ci sono stati rigurgiti, non c'è stato un qualcosa di anomalo, non c'è stato un incidente, non c'è stato nulla di nulla che possa far pensare che ci sia una condotta rimproverabile alla struttura, alle operatrici,
è un qualcosa di inspiegabile. Tante domande alle quali si confida l'autopsia potrà dare una risposta per chiarire le cause della morte del piccolo Alessandro. Speriamo che l'accertamento autoptico ci offra qualche elemento in più per rasserenare tutti, ovviamente anche i genitori che hanno il sacrosanto diritto, i genitori di questa creatura, di avere una risposta dalla giustizia e dalla scienza, ovviamente, che tramite l'accertamento autoptico dovrà cercare di capire cosa è successo. Era l'avvocato Alessio Morosino, oggi in regia Francesco Ceronna e Italo Morao. Andiamo al santuario di Monte Ortone, ad Abano Terme, gremito per l'addio a Maria Grazia Forgetta e alla sua piccola Gioia, mamma e figlia morte in un incidente stradale. Volano in alto i palloncini bianchi e rosa, tanti palloncini come quelli che Gioia avrebbe voluto lanciare durante la sua festa di compleanno prevista per il prossimo fine settimana. Gli amici della piccola, che ieri avrebbe compiuto 6 anni, morta insieme alla mamma Maria Grazia in un tremendo incidente lungo la 13, hanno voluto salutare la loro compagna di scuola, regalandole ciascuno un fiore bianco. È un addio straziante, mamma e figlia insieme nel loro ultimo viaggio. Papà Michele Petriccione, unico superstite dell'incidente, è sorretto dai familiari, schiacciato da un dolore che non si può spiegare. Io non so che altro dire. Lei come te era la mia vita, con lei da quando aveva già 2 anni facciamo il giochino. Io dicevo, Gioia, cosa sei tu per papà? E lei diceva, la tua vita. Io dicevo, ah sì, che significa? Che non puoi vivere senza di me. Se così è, senza di voi non potrò vivere. Datemi la forza, perché io da sola senza di voi non potrò farcela in nessun modo. In nessun modo. Vi amerò sempre. Difficile anche per Don Giuseppe, parroco di Monte Ortone, trovare le parole di consolazione. Ci sono parole, e mi rivolgo a Michele, che sono scolpite nel cuore. Mi riferisco a quelle parole che vi siete detti poco prima che succedesse la tragedia. Per una singolare circostanza, non le solite parole per organizzarsi, per prepararsi, ma qualcosa di più. Il buio di questo momento, nel buio di questo momento, sono parole che fanno luce. Ciao Gioia, sempre insieme, gli striscioni appesi fuori dal santuario, a pochi metri dall'asilo dove la piccola aveva giocato felice fino allo scorso giugno. Il sorriso di Gioia, abbracciata alla mamma nella foto scelta dai familiari, sembra voler abbracciare chi resta. Sarà il ricordo del loro amore a dar la forza ai familiari. E sulla tragedia di Mestre sentiremo tra poco al microfono di Filippo Fois, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Autonomia, Meloni spinge la riforma, avanti senza stop, l'Italia sarà più unita, e musica per le orecchie degli autonomisti, questo auspicio della Presidente del Consiglio. Casarini, dai disobbedienti a inviato del Papa al Sinodo, seguo Bergoglio, la sua enciclica un testo politico, per alcuni si tratta di una vera e propria conversione dell'ex tuta bianca. Passo rullato, Maurizio da Milano insegna la camminata veloce che allunga la vita, e poi autovelox radicato con un trattore, il sindaco non cambio idea sul
rilevatore. Vediamo su questo proprio i particolari. È stato distrutto nella notte questo autovelox lungo la Monselice Mare a Tribano. Lo strumento di rilevazione della velocità era entrato in funzione all'inizio di agosto in un tratto dove il limite è di 70 km orari. Il velox è stato demolito da un trattore o da un mezzo pesante che l'ha di fatto sradicato dalla base di cemento facendolo finire nel campo a bordo strada. L'episodio è stato denunciato sui social dal sindaco di Tribano Massimo Cavazzana, che conferma che l'autovelox verrà riparato. Il danneggiamento non cambia i nostri intenti, lo dobbiamo ai tanti morti e feriti lungo questa strada, ha scritto il primo cittadino. Nel Padovano sono sempre più numerosi gli episodi di danneggiamento contro gli autovelox, il più eclatante il 9 agosto scorso a Cadoneghe, dove il famigerato velox della Discordia era stato fatto esplodere. Abbiamo seguito quasi ogni giorno anche a Focus la sera gli sviluppi della protesta dei cittadini contro l'autovelox e il sindaco Schiesaro. Nella giornata nazionale dedicata alle vittime dell'immigrazione, Don Bruno Baratto, direttore dell'Ufficio Diocesano Migrantes, sottolinea il valore dei migranti in un quadro sociale e lavorativo sempre più impoverito di risorse umane. Sentiamo Lina Paronetto. Io credo che la memoria dovrebbe servire a cambiare un po' il nostro modo di fare. Di fatto quelli che sono morti 10 anni fa non hanno visto poi concludere la strage nel Mediterraneo, ne sono morti altri più di 26.000, di cui 1.200 minori. La memoria ha bisogno di essere messa in pratica, suggerisce Don Bruno Baratto, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Migrazioni, intervenendo nella Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza, che rimanda a quel tragico 3 ottobre 2013, quando al largo di Lampedusa morirono in un naufragio 368 migranti. Ricordare che non sono solo i numeri di un record dell'orrore, ma che sono volti, storie, speranze, sogni. Ricordiamo che la possibilità di vita per loro che arrivano è possibilità di vita anche per il nostro territorio. Ne abbiamo bisogno adesso di chi sostenga la nostra fragile struttura socio-economica e di servizi, non solo le pensioni ma anche la sanità, la scuola, la raccolta delle immondizie, con il loro contributo di lavoro e di tipo sociale. Certo, bisogna che ci siano le condizioni per questo. Condizioni date dalle linee di indirizzo, dai fondi messi a disposizione. È lo Stato, sono le istituzioni a doverlo volere, un inserimento serio in termini di alloggio, occupazione, rapporti sociali, ammonisce Don Baratto. Altrimenti, aggiunge, non si fa che aumentare la paura. Per il direttore di Migrantes occorrono innanzitutto flussi di ingresso regolari. Allargare le condizioni di arrivo tramite la ricerca di lavoro permetterebbe non soltanto di evitare di risparmiare vite. Ma anche i soldi dei contribuenti, dice, visto che un richiedente asilo costa al giorno 35 euro. Questo io credo sia il passaggio necessario per quello che ci sta davanti. Certo, bisogna decidere di percorrere questa via e non altre. Vediamo altri particolari della tragedia di Mestre. Ecco il video dell'incidente. Salvini dice il guardrail non c'entra. Tra le 21 vittime che viaggiavano sul bus da un cavalcavia anche un neonato di pochi mesi, un dodicenne e una ragazza minorenne. 4 dei 15 feriti sono ricoverati in terapia intensiva. I passeggeri erano turisti ospiti del campeggio di Marghera, nel quale sono morte 21 persone. Questi sono i particolari di questo sito dell'ANSA. Andiamo avanti con la cronaca. A febbraio una meningite fulminante lo uccise ad appena 17 anni. A Rese Pio X la commossa cerimonia per il ritiro della maglia di Tommaso Fabris, sfortunato talento del basket. Nessuno indosserà più la maglia numero 4 a Riese.
Tommy per sempre, quel numero 4 nella società di basket The Team a Riese, sarà sempre suo. È l'omaggio commosso a Tommaso Fabris, il 17enne di Tezze sul Brenta, che una meningite fulminante lo scorso febbraio ha strappato alla vita. Nella palestra di Riese una serata carica di emozione e ricordo. Dal coach Massimo Sonda ai suoi compagni, dalla famiglia ai tanti ragazzi e ragazzini che con Tommy condividono la passione per il basket. Dietro di loro le immagini di un talento che non c'è più ma che rimarrà per sempre legato a questa società con il ritiro della maglia. La maglia si tira in questo caso per onorare il ricordo del ragazzo, ma si tira anche per ricordare a tutti noi la fortuna che abbiamo avuto nel fare un pezzo di strada assieme a lui. Tommy è stato qui meno di 200 giorni, li avevo anche contati una volta, ed è incredibile come in questo periodo di tempo abbastanza breve sia riuscito veramente a conquistare tutte le persone con cui è venuto a contatto. Sono passati pochi mesi dall'addio struggente al Pala 2 di Bassano, laddove Tommy aveva mosso i suoi primi talentuosi passi nel basket prima di passare nel 2022 a The Team di Riese. Un omaggio che continuerà per tutta la nuova stagione. Il suo nome è scritto sul pallone che vedremo durante le partite. Per me non passa giorno in cui io non penso a Tommaso, credo che la cosa sia condivisa anche da altri. E per cui lui è veramente sempre con noi. La tragedia di Mestre, 21 i morti, più di 15 i feriti. Andiamo a Padova, dove Valentina Visentina è in compagnia del sindaco di Padova Sergio Giordani. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, intanto le vedete le bandiere mezzasta anche nella sede del comune di Padova, a Palazzo Moroni, che ha rispettato le disposizioni del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha disposto con un'ordinanza il lutto regionale. Qui con me c'è il sindaco Giordani, che ieri sera nei minuti seguenti la tragedia ha subito inviato un messaggio di cordoglio a Brugnaro. Ha sentito il sindaco Brugnaro oggi? No, non ho sentito, penso sia molto occupato. Mi ha dato un messaggio a nome mio di tutta la comunità, perché è stato sconvolgente. Veramente, quando sono stato a casa ho visto la notizia, ho detto come può essere successo una cosa del genere? Purtroppo è successa. Pensate a cosa, come può, io penso sia stato un malore, una cosa del genere, poi per il pullman seminuovo, un posto si va lenti, piano. Per un autista preparato, una certa esperienza, penso solo stato veramente una sfortuna incredibile. Sindaco, la nostra città con l'azienda ospedaliera sta curando 2 pazienti piuttosto gravi, anche i vigili del fuoco padovani sono andati in aiuto, insomma una intera città che si è mossa per sostenere la comunità mestrina in questa tragedia. Sicuramente l'ospedale si è messo subito a disposizione, il vigile del fuoco, la nostra comunità è molto disponibile sempre quando accadono. Per sfortuna queste cose sono veramente, io ieri sera veramente quando ho visto l'immagine ero scioccato perché è possibile che accadano queste cose, purtroppo accadono. Per fortuna spero che siano solo 21 le persone, perché erano 59 persone a bordo. Sì, una 39-40 persone è ancora il bilancio, insomma, delle persone all'interno dell'auto. Spero si fermano 21, spero. Grazie Sindaco per le sue parole. Da Padova è tutto. Direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentina, Sindaco di Padova Sergio Giordani. Potrebbe ovviamente aggravarsi questo bilancio perché le condizioni di molti feriti sono gravi. Tra poco dovremmo riuscire a collegarci con Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia. L'intervista è di Filippo Fois. Sindaco, è una tragedia dalle proporzioni incalcolabili. Lei si è subito recato sul luogo del disastro e l'ha descritto come uno scenario apocalittico. Ho preso sonno questa mattina, tra finire le cose lì e lo stomaco non riuscivo a digerire questa scena veramente apocalittica, di vedere 20 persone morte, 21 esattamente. È una cosa che a me non era mai successa e credo che sia una tragedia tra le più importanti che sono mai successe. E poi 15 feriti, alcuni sono anche gravi, e poi i bambini, guardate, piccoli, vedere, non ci sono parole, questo è quello che è successo. Lo sappiamo che alcuni bambini piccoli che sono feriti hanno perso i genitori.
No, io non so ancora, stiamo cercando i nomi adesso con l'ambasciatore ucraino, perché abbiamo accertato, adesso sono l'1:30 del giorno dopo, abbiamo accertato che 5 ucraini sono deceduti e 4 sono feriti. Questi siamo certi delle identità. Poi però per differenza noi immaginiamo, per differenza di quelli che mancano, noi immaginiamo che potrebbero essere altri 4 o 5 deceduti, ma non abbiamo i nomi perché non sappiamo identificare. Stiamo facendo adesso, è la magistratura sta facendo il suo lavoro e noi veniamo informati di conseguenza. La magistratura naturalmente sta facendo il suo lavoro e questo è anche il momento del dolore. Lei per 3 giorni il comune di Venezia sarà in lutto, però molti veneziani, molti mestrini si chiedono come sia stato possibile. Lei che idea si è fatto? Mi sono fatto la stessa idea che ha detto lei prima. C'è la magistratura, ci sono 20 morti, 21 morti. E penso che sia opportuno il silenzio e lasciare lavorare gli inquirenti che stanno facendo, perché non riesco a spiegarmi, non riesco davvero a spiegarmi. Per cui lascio che le ipotesi viaggino così su altri lidi, io faccio il sindaco e cerco di essere insomma serio, piuttosto avvisiamo una cosa importante, i cittadini, che la viabilità nei prossimi giorni, non so per quanto, avrà qualche deviazione importante, per cui alcune linee stiamo studiando, stamattina studiavamo le linee degli autobus, perché dovremo inibire una corsia di quel cavalcavia, per cui di conseguenza dovremo ridisegnare le linee che vanno tra Mestre, Venezia e Marghera. E lo dico già, mi scuso per i disagi che ci saranno in quel punto di traffico, ma quello è uno snodo davvero molto importante, avrà delle ripercussioni. Ci stiamo ancora lavorando in queste ore, per quello ho anche poco tempo per interviste, perché dobbiamo tenere in efficienza la città. La macchina dei soccorsi è stata impeccabile, è stato detto più volte, perché sono intervenuti immediatamente e anche con pesanti rinforzi da tutto il Veneto. Sì, devo dire che a Venezia su questo siamo davvero fortunati, abbiamo delle forze dell'ordine davvero encomiabili, i vigili del fuoco e SUEM in primis, ma anche tutto, dico, dal prefetto, questore, capo comandante dei carabinieri e tutte le forze dell'ordine. Non possono ricordare la protezione civile, i vigili urbani, abbiamo distaccato tutti. Era veramente una presenza anche da un certo punto di vista che ti riscaldava il cuore vedere la solidarietà umana delle persone. Ecco. Sì, resta che siamo in lutto, è una grande tragedia. C'è qualcosa che le rimarrà per sempre dentro, qualcosa che ha visto in quelle ore? Gli ho detto prima, non riuscivo a prendere sonno, ho visto questi bambini, pensavo ai miei, pensavo all'imponderibilità della vita. Cioè davvero, dico, stai sempre attento, non succeda qua. Poi quell'autobus aveva 16 persone prenotate che dovevano andare in questo campeggio e poi alla fine invece abbiamo visto che erano di più, perché tanti sono corsi sempre del campeggio, sono saliti, voglio dire, no? I 4 tedeschi, fatalità, non sono riusciti a prenderlo. E sono valutazioni che poi a 62 anni ti senti di fare, stai sempre attento a tutto, e poi la vita è così. Il Veneto è abituato alle tragedie, il 9 ottobre di 60 anni fa, quella del Vajont, ovviamente sono previste cerimonie, le seguiremo in diretta, ci sarà anche la presenza del Capo dello Stato Mattarella e poi ospiti di altissimo livello per una tavola rotonda molto importante che per la prima volta affronterà le tecniche giornalistiche utilizzate nelle cronache del disastro del Vajont. Tina Merlin da un lato e Dino Buzzati dall'altro, e poi tutto quello che accade anche oggi con le tempeste di Vaia, le tragedie a Refrontolo e quest'ultima tragedia a Mestre. Sentiamo Tiziana Bolognani. Stralci di articoli dei maggiori quotidiani nazionali dell'epoca, strafalcioni e accuse a una natura crudele solo agli occhi del titolista che non volle vedere oltre la propria scrivania. Carta e inchiostro consumati per raccontare una tragedia annunciata, una strage che si poteva evitare. Il disastro del Vajont analizzato per la prima volta sotto il profilo giornalistico tra inchieste, polemiche e memoria. Accadrà il 14 ottobre nel Salone del Palazzo delle Contesse di Melle. Ad analizzare gli articoli di allora saranno ospiti di assoluto rilievo nel panorama della cultura, dell'editoria e dell'università riuniti dall'Associazione Villa Buzzati, il Granaio, il Centro Studi Internazionale Dino Buzzati con i comuni di Borgo Valbelluna e di Longarone e la Fondazione Vajont. Un approfondimento di quel contesto sociale, di quel contesto storico e anche, del contesto giornalistico, perché chiaramente tra l'altro non hanno scritto solo Tina Merlin e Dino Buzzati di questa immane tragedia. L'intento è quello di cercare di aprire un dibattito
dibattito e di migliorare la conoscenza. Buzzatti aveva un'attenzione, ha avuto per tutta la sua vita un'attenzione ambientale assolutamente anticipatoria rispetto a una sensibilità che in Italia si è sviluppata molto più avanti. Pensiamo nel 1935, quando scrive Il segreto del Bosco Vecchio, di questo vento che si scatena per gli errori umani, e non può non ricordarci Vaia, quello che ha scritto quando vedeva sorgere la enorme fabbrica della diga del Vajont, che lui trasferisce in quello che sarà il grande ritratto, ed è un racconto fantascientifico che esce nel 60, molto prima di quanto, ahimè, la tragedia poi ci ha raccontato. Una tragedia che a guardarla con occhi diversi ancora oggi pare non abbia insegnato nulla, se è vero come è vero che un'altra diga simile a quella del Vajont è progettata per sbarrare il torrente Vanoi. La tematica della diga del Vanoi sicuramente nel 60° del Vajont non può farci che riflettere sul senso di queste iniziative, ovvero che l'interesse economico spesso prevarica su quello che è l'interesse ambientale, ma tante volte anche l'interesse stesso delle comunità di montagna. È una tragedia che contrassegna ancora una volta la storia del Veneto, e la memoria del Vajont andrà in onda su Antenna 3 dal documentario L'Eco del Fango domenica sera alle dirette non stop di lunedì, con la visita del Capo dello Stato Mattarella, fino alla puntata speciale di Ring in prima serata. A vedere la signora che mi viene vicino, che mi dice: Alpino, dammi mio figlio. Ma dov'è, signora? Lo sapevamo. Camminiamo sopra le spalle e teste dei morti. Robe da diventare pazzi. Tutti che piangevano. L'acqua che veniva giù. Non si sapevano andare. La memoria dell'inferno era chiusa in 21.915 giorni, 60 anni che ci separano dalle 22:39 del 9 ottobre 1963, le lancette che si fermano sulla tragedia delle tragedie. Longarone, Erto, Casso, il Veneto, l'Italia intera, il Vajont è storia di tutti. Da quell'ora maledetta, 21.915 giorni nei quali l'orrore, la disperazione e la rabbia hanno lentamente lasciato il passo alla memoria. Il dovere di ricordare è una missione che Antenna 3 e Media Nord-Est portano avanti da anni, quest'anno ancora di più, per non lasciare che immagini, volti e storie possano anche soltanto affievolirsi. Si parte domenica 8 ottobre alle 21:15 con L'Eco del Fango, il documentario realizzato da Media Nord-Est, le voci di chi ha vissuto l'inferno e di chi perpetua la memoria con il dolore sempre vivo nel cuore. E poi il giorno dopo, lunedì 9 ottobre, il racconto non stop della giornata più intensa. In diretta dalle 8:45 vi accompagneremo verso il primo appuntamento dalle 9 alla chiesa parrocchiale di Erto, la messa in suffragio delle vittime del Vajont e la deposizione delle corone nel cimitero. Terminata la cerimonia, sempre in diretta con i nostri inviati, vi racconteremo l'attesa per l'arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Alle 11 al cimitero di Fortogna l'omaggio del Presidente della Repubblica alle vite spezzate dall'orrore. Poi alle 12 sulla diga simbolo della tragedia, la commemorazione civile. Ma la giornata non terminerà qui. Alle 21:15 in prima serata le testimonianze dei sopravvissuti e i collegamenti in diretta dalla diga del Vajont in una puntata speciale di Ring per ripercorrere i momenti salienti del 60° anniversario e avvicinarci all'ora fatidica, le 22:39, quando tutto cambiò, lasciando ai vivi soltanto lacrime, disperazione e terribili, indelebili ricordi. Un ragazzo di 20 anni che era ancora in vita e mi diceva, spostato sulle rive del Piave, e mi diceva: dammi una mano, dammi una mano, dammi una mano. E la mano collodata è rimasto, basta. Aveva gli occhi spalancati come dicesse: tirami su. Servizio di Nicola Zanetti, non perdetevi domenica e lunedì prossimi su Antenna 3 la storia, l'orrore della tragedia del Vajont. Si dovrebbe fare di tutto e si cerca di farlo, di tutto per evitare che ci siano altri disastri, altre alluvioni, e la Giunta padovana ha approvato il progetto per la realizzazione di 2 bacini di laminazione che metteranno in sicurezza il territorio a nord-est della città. Altri bacini di laminazione sono stati realizzati e hanno messo al sicuro Vicenza. Vediamo.
Padova migliora le sue difese contro l'acqua grazie ad un'opera da 800.000 euro finanziata con 500.000 euro dalla Regione. La Giunta padovana ha approvato il progetto via tecnico per la realizzazione di 2 bacini di laminazione che verranno ricavati in un'area compresa tra via Veneziana e via dell'Ippodromo. Un'opera che dovrebbe mettere in sicurezza e prevenire allagamenti nei quartieri di Torre Mortise e Ponte di Brenta. Stiamo lavorando per affrontare la criticità e ridurre il rischio da bombe d'acqua e in generale anche il rischio alluvionale in città, e oggi siamo impegnati nei 2 bacini, come dire, più fragili, che sono quello a ovest, zona brusegana, dove abbiamo appena concluso il lavoro, la realizzazione di un bacino di eliminazione che è già entrato in funzione e sta dando grandi benefici. L'altro versante fragile della città è quello a nord-est. Il progetto approvato in Giunta porta a casa 800.000 euro per un bacino di laminazione, un doppio in realtà, per un totale di 8.000 metri cubi di invaso. Da Palazzo Moroni il lavoro per la sicurezza idraulica del territorio prosegue con il finanziamento ogni anno di nuove opere. Abbiamo chiuso un percorso con il distretto Alpi Orientali che migliora attraverso 16 azioni ben precise la capacità della città a reagire e a difendersi da eventi alluvionali. Siamo la prima città nel Veneto che completa questo percorso e noi siamo orgogliosi anche del fatto che continuiamo su questo tema, quello della sicurezza idraulica, ad investire. Allora, la sicurezza idraulica, no? Quindi la prevenzione fondamentale, come c'è stata in tante città, citavo Vicenza e adesso si procede anche a Padova, dove ci sono corsi d'acqua che possono mettere a rischio i nostri capoluoghi nel momento in cui ci fossero altre piogge torrenziali, ma qui parliamo invece, torniamo a parlare della tragedia di Mestre, l'autobus che è piombato sull'asfalto dopo un volo di 15 metri, è successo a Mestre, proprio tra Mestre e Marghera. Le immagini shock, è spuntato il video delle telecamere con la tragedia in diretta, dove si vede, l'abbiamo visto, ecco lo stiamo vedendo adesso, l'autobus che oltrepassa un pullman e poi c'è una sterzata, ma non ci sono segni di collisione, è proprio stata una uscita spontanea, avete visto proprio l'autobus che si rovescia letteralmente in quel baratro, sono un volo di 15 metri, non ci sono segni di collisione, sono state sequestrate le batterie al litrio e questo è il guardrail che è rimasto intatto in questa parte della carreggiata, ma a un certo punto si vede proprio un vuoto, non c'è nessun guardrail che è stato abbattuto, anzi non c'era proprio in quel tratto, vedete c'è solo una ringhiera che poi è stata abbattuta e sono furibonde le polemiche che sono scoppiate e che aumenteranno probabilmente nelle prossime ore per una protezione della carreggiata che da più parti è stata ritenuta inadeguata. Fra poco avremo un altro collegamento in diretta importante dalla nostra inviata Ilaria Marchiori. Nel frattempo vediamo un servizio sempre dal nostro TG sul lavoro, anzi io direi sulle ore contate per il bob di Cortina, la pista di bob di Cortina in vista delle Olimpiadi Giochi Invernali del 2026, alle ore contate nel senso che si dovrà decidere, il Comitato Olimpico dovrà decidere se trovare un'altra pista già pronta, si è parlato di piste a Innsbruck o in altre parti d'Italia o d'Europa, o se no si andrà avanti con i lavori nella perla delle Dolomiti. Vediamo. Siamo in una fase nella quale
in mercato le aziende disponibili per realizzare il bob sono pochissime, perché è un'opera assolutamente di alta tecnologia, e quindi il governo valuterà se andare avanti con questa negoziazione privata oppure no. Staremo a vedere quali saranno le decisioni. E per le decisioni sulla realizzazione dello sliding center olimpico a Cortina il governo si è dato 48 ore di tempo per raccogliere informazioni e dati che serviranno a chi alla fine dovrà dire sì o no alla nuova. Eugenio Monti. Pensare che la mia comunità ospiti per la seconda volta alle Olimpiadi, le prime invernali in assoluto nel 1956, senza poter disputare le discipline del bob, slittino e skeleton, è qualcosa di impensabile e inaccettabile, tuona il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. Ma ieri da Torino, a margine dell'evento L'Italia delle Regioni, le notizie diffuse hanno fatto tremare le vene ai polsi. C'è perciò un'altissima probabilità che gli indirizzi politici del governo alla Simico indicheranno di guardare oltre la regina. Il piano B è nelle opzioni, ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi, ma dobbiamo rispettare un contratto con il Comitato Olimpico e questo faremo. Nelle opzioni ci sono offerte anche di località straniere che non sembrano essere fra le prime scelte. Serve lucidità e freddezza. Noi restiamo fermi sul nostro dossier in attesa che si prendano delle decisioni. Ricordo che l'operazione delle Olimpiadi è un'operazione assolutamente inattiva rispetto a tutto quello che stanno portando e porteranno. Bocconi, Sapienza, Ca' Foscari ci dicono che avremo un incremento di 1,5 miliardi di PIL. L'amministrazione di Cortina è pronta a fare la propria parte, afferma il primo cittadino Lorenzi. Non esiste altro posto in Italia e all'estero che possa ospitare tale infrastruttura. Le Olimpiadi trascinano in maniera virtuosa tutta una serie di opere che mai avremmo fatto. 800 milioni di euro la variante di Cortina, quasi 350 milioni di euro quella di Longarone, la messa a norma dell'Arena di Verona, 18 milioni di euro totalmente accessibile, l'unico monumento di quel rango totalmente accessibile, e molto altro ancora. Per dire che se dovessimo fare il dare e avere del bilancio delle Olimpiadi, il bob, anche se ci chiedessero di macinarlo il giorno dopo e farlo scomparire, ci converrebbe sempre farlo. Adesso andiamo a Venezia di nuovo da Ilaria Marchiori, perché dovrebbe esserci una conferenza stampa tra poco del procuratore Cherchi, il procuratore della Repubblica. Può darsi che ci sia già stata, saremo in grado comunque di farvi sapere tutto. Allora, di cosa si tratta, Ilaria? Sì, eccoci qui direttore, la conferenza stampa del procuratore Bruno Cherchi si è conclusa da pochissimo, sono stati dati tutti i dettagli che poteva darci. Allora, innanzitutto abbiamo parlato per tutta la mattina di un possibile urto, di una possibile collisione con un altro eventuale mezzo, l'abbiamo visto anche in un video, credevamo di averlo visto, in realtà sembra che non ci sia stata alcuna collisione con altri mezzi. Questo quanto ci ha detto proprio poco fa il procuratore Cherchi. Quello che invece è stato appurato è che per circa 50 metri, anche di questo abbiamo un video, l'abbiamo visto, il mezzo, l'autobus, si sarebbe per così dire appoggiato al guardrail, strisciandoci accanto per circa 50 metri prima di cadere giù. Quindi questa è la prima cosa, diciamo, certa che ci è stata data. Sono riusciti ad ascoltare alcune delle persone ferite che sono ricoverate in ospedale. Naturalmente molte di queste sono gravi, tra l'altro anche il procuratore ha confermato il numero dei morti e dei feriti di cui avevamo parlato, quindi 21 morti e 15 feriti. Sono abbastanza i feriti gravi, c'è chi è ricoverato in terapia intensiva, però alcune persone sono riuscite a sentirle. Quello che hanno detto, ovviamente quelle che sono riuscite a raccontare che cosa è accaduto, è che non hanno sentito urla, alcune non si sarebbero proprio quasi accorte di nulla, e soprattutto dalla parte sinistra del mezzo, quella che si pensava potesse essersi scontrata in qualche modo con un altro mezzo, non hanno sentito botte né strisci di alcun tipo. Dunque, anche secondo le testimonianze, questa ipotesi sarebbe stata confermata. Ovviamente stanno continuando ad indagare, ad analizzare tutte le immagini e ascoltare tutte le persone, anche i testimoni che potevano trovarsi lì in quel momento, e ovviamente queste sono le prime informazioni che ci sono state date dal procuratore.
Saranno eseguite alcune autopsie su alcune vittime e sarà eseguita anche un'autopsia sul corpo dell'autista per cercare di capire se eventualmente possa essere effettivamente, come si è potuto pensare anche ieri, trattato di un malore o meno, ma questa al momento è un'ipotesi. Per il momento da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, per cui appena sarà pronta daremo l'intervista al procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi. Intanto vediamo altri titoli dei giornali. Questa è La Stampa di Torino, ovviamente ampio spazio dei giornali nazionali. Bus precipitato a Mestre, almeno 21 morti, 15 feriti. L'AD della società, il guardrail sembra una ringhiera, in effetti proprio una ringhiera, un cancelletto. Il procuratore commenta: nessun urto con altri mezzi, importante l'autopsia sull'autista. Poi sentiremo le parole di Bruno Cherchi. Il video del momento in cui cade ve l'abbiamo già mostrato e lo vedremo sicuramente molte altre volte oggi. Quelli che dovevano essere sul pullman della morte, ma eravamo in ritardo e il bus era già partito. Nella tragedia la fortuna di chi l'ha scampata, e questo lo racconta Il Mattino di Padova. Al campeggio U di Marghera l'arrivo dei miracolati che hanno perso la navetta e sono scampati alla strage. Un gruppetto di tedeschi, very lucky, la solidarietà alle famiglie dei gestori. Allora andiamo avanti in attesa di sentire il procuratore Bruno Cherchi. Vediamo con Francesco Cerone e Italo Morao se abbiamo risparmiato qualche servizio di questa lunga edizione del TG. Abbiamo... Dimmi Francesco. Sì, sentiamo il sindaco di Trieste, Mario Conte, di Trieste, scusate, di Treviso, Mario Conte, ed è anche, come sapete, il presidente dell'ANCI, quindi il presidente di tutti i sindaci del Veneto. Sentiamo cosa ha detto, lo abbiamo raggiunto all'estero, sentiamo. Ma no, gli ho mandato un messaggio io di sostegno, di supporto, mettendoci anche a disposizione per quello che può servire, anche se in questo momento credo che fa più un supporto morale, la vicinanza dei colleghi che condividono il peso di un ruolo che porta con sé delle responsabilità enormi e talvolta, come sta succedendo in questo caso, il rischio di trovarci i riflettori addosso puntati e soprattutto delle ipotetiche responsabilità pesano, perché siamo degli esseri umani, delle persone che ci mettono cuore e anima tutti i giorni, tanta passione per servire la nostra comunità, e poi appena succedono episodi come questo, che sono gravissimi certamente, il primo a trovarsi con le dita puntate è sempre il sindaco. Cioè noi non abbiamo a disposizione le risorse necessarie per garantire una messa in sicurezza a 360 gradi del nostro territorio, fermo restando che poi quando succede qualcosa la colpa è sempre del sindaco. Allora o ci vengono date le risorse e poi giustamente noi ci facciamo carico di tutte le nostre responsabilità. Se avevamo le risorse per mettere in sicurezza i guardrail non l'abbiamo fatto, ma se non abbiamo le risorse per scuole, per mense, per trasporto pubblico, per la messa in sicurezza stradale, per il rifacimento degli asfalti, per la manutenzione verde, non abbiamo più le risorse per far nulla in questo paese, ma le responsabilità restano sempre e comunque invariate. Allora io dico, ok, se la colpa è di qualcuno troviamo il responsabile, però prima di puntare il dito cerchiamo di capire il perché delle cose. Prima di puntare il dito cerchiamo di capire il perché delle cose, dice Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI. Rivediamo dei video che sono stati girati da dei passanti, da degli automobilisti che erano in transito sul cavalcavia subito dopo l'incidente. Vediamo immagini drammatiche, sentiamo anche le voci. Appena caduto un autobus. Procedi in direzione est su strada regionale 11 Padana Superiore. Mamma mia, disastro, guarda che roba.
Vai, cazzo! Be quiet, he's coming! Guarda che roba, guarda che roba. Queste immagini riprese dai cellulari, cavalcavia che ovviamente consentiva agli automobilisti di fermarsi e di vedere cosa era appena accaduto. Ci saranno grosse polemiche sul guardrail perché è probabile che i lavori fossero in corso e che si progettasse di fare, a un certo punto c'è una strettoia, diventa una sola corsia. Il traffico prima del luogo in cui c'è stato l'incidente rallenta molto, ma ci saranno polemiche sulla fragilità di queste strutture. Insomma, è una specie di balaustra che ovviamente non può fermare un'auto che dovesse scontrarsi con queste protezioni. Immaginiamoci un autobus o un camion o un tir, quindi se ne parlerà credo a lungo. Tra poco sentiremo anche le parole del procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, che ovviamente ha in mano le indagini, si dovranno accertare tutte le responsabilità, cercare di capire che cosa veramente è accaduto, se è stato un incidente evitabile oppure se ci sono delle colpe. Le colpe possono essere quella di una distrazione dell'autista, di un colpo non è una colpa, può essere stato un colpo di sonno, può essere stato un attimo di confusione. C'è anche l'ipotesi che ci possa essere stato un problema con qualcuno dei passeggeri. Vediamo allora il servizio di Ilaria Marchiori col procuratore Cherchi, vediamo. Va bene, allora stiamo lavorando alla ricostruzione innanzitutto delle modalità del fatto, che naturalmente vista le gravissime conseguenze è necessario avere i tempi propri per poter fare queste analisi. Finora non abbiamo ancora finito naturalmente, perché stiamo continuando soprattutto sui cadaveri a fare gli accertamenti di medicina legale che sono necessari. Allo Stato possiamo dire che ci sono, ma questo lo sapete già, 21 morti, 15 feriti, qualcuno molto grave. Quelli non gravi, i carabinieri sono stati delegati a sentirli, quelli fuori Venezia, quelli a Venezia li ha sentiti la Polizia Municipale. Naturalmente abbiamo operato sui feriti che in qualche maniera erano reattivi a un esame, seppur un esame molto, molto soft. Molti dei feriti infatti sono in condizioni molto gravi e sono in terapia intensiva o sono sottoposti ad interventi medici e naturalmente non abbiamo disposto niente su questi, verranno sentiti successivamente tutti quanti. Le indagini sono in corso sulla ricostruzione del fatto, come già vi ho detto. Sono emersi alcuni particolari che allo Stato sembrano certi, e cioè che l'impatto del pullman è avvenuto una cinquantina di metri prima rispetto al punto in cui poi c'è stata la caduta sotto, insomma la rottura del guardrail e la caduta sotto. Quindi sembrerebbe che il pullman si sia accostato al guardrail, lo abbia seguito più o meno per una cinquantina di metri. Adesso stiamo accertando esattamente tutti i passaggi, ma insomma più o meno dovrebbe essere una cinquantina di metri, e dopodiché c'è stata un'ulteriore sterzata verso destra, sterzata o comunque appoggio, adesso non vi dico una parola precisa perché ancora non la sappiamo, e con la caduta sottostante. Non risulta che ci siano state particolari fiamme, quindi non risulta che ci sia stato un incendio nel senso tecnico e giuridico del termine. C'è stata una fuoriuscita di gas, probabilmente dalle batterie di litio che si trovano, insomma, che gestiscono il camion, il pullman,
e quindi su queste stiamo facendo gli accertamenti. Non c'è stata, per quanto finora è stato accertato, nessun urto con altri mezzi, che nella confusione dell'inizio qualche voce diceva che ci sarebbe stato invece non risulta, però anche qui stiamo approfondendo gli accertamenti, però la polizia locale già ieri notte su mia indicazione è andata sul posto a controllare questo mezzo che sembrava affiancato e che era affiancato al pullman, ma non risulta alcun segno su questo mezzo. Tanto più che uno dei primi, se non il primo, che ha chiamato i soccorsi è stato proprio l'autista di questo mezzo, che si è fermato e ha anche cercato di intervenire buttando un estintore giù del cavalcavia per un primo tentativo di spegnimento o comunque di intervento, perché proprio di incendio i vigili del fuoco mi dicono che non c'è stato nessun incendio. Stiamo operando per il riconoscimento delle salme, che purtroppo non è semplicissimo perché molti non avevano i documenti con sé, e quindi abbiamo disposto che la polizia scientifica insieme con la medicina legale, che sono stati delegati alle indagini, facciano tutti gli accertamenti, medicina legale, in relazione alle modalità e alle condizioni in cui si trovano i cadaveri, insieme alla polizia scientifica, anche per l'individuazione tramite tutti gli elementi possibili, non ultimo quello del DNA. Abbiamo disposto che medicina legale prenda il DNA, cioè gli elementi di DNA per un possibile confronto, qualora, perché questa è una possibilità, qualora non si abbia la certezza dell'attribuzione salma nominativo. Quindi i medici di medicina legale, la polizia scientifica per l'aspetto riscontri papillari sono già sul posto, stanno lavorando. Speriamo che nell'arco della giornata, massimo domani mattina, si riesca a liberare tutte le salme. 8 mi pare che sono sicuramente riconosciute, però ce n'è qualcuna che per questi motivi non è stata ancora riconosciuta. Qualora non fosse possibile, come ho detto, proveremo con il DNA. Qualcuno ha i parenti presenti perché erano in un camping qui nella zona di Venezia, di Mestre, e quindi con quelli sarà forse un po' più semplice il riconoscimento. In questo frangente, siccome non abbiamo ancora la certezza di chi era presente in relazione alle salme, stiamo facendo tutto quello che è necessario per avere tutti gli elementi per eventuali ulteriori attività. Vedremo poi con i medici di medicina legale se e per quanti procedere ad autopsia. Quindi per il momento c'è semplicemente un'attività di accertamento esterno dei cadaveri, perché valuteremo se è necessario fare l'autopsia oppure se non è necessario, visto che come è andata, le modalità del fatto sono accertate, quindi che ci sia un rapporto causale tra l'incidente, quindi la caduta del mezzo, e la morte mi pare sicuro. Ci potrebbe essere un problema per capire se la morte è avvenuta per politraumatismo oppure se invece c'è stato qualche altro fattore. Quindi, però, siccome, ripeto, purtroppo i morti sono tanti, non possiamo neanche trattenere tutte queste salme se non c'è un motivo specifico per le indagini. Poi l'attività ulteriore amministrativa, questa non è di competenza della procura, quindi eventualmente sarà fatta ad altri fini. Quindi verrà invece fatta l'autopsia dell'autista, che purtroppo è deceduto anche lui, e stiamo facendo gli accertamenti, come dire, quasi di rito sul cellulare, sempre dell'autista, per ricostruire in maniera quanto più certa e sicura i fatti. Avremo anche a breve la velocità del mezzo,
Però posso già dire che dalle testimonianze che abbiamo avuto sia dei soggetti all'interno dell'autobus che è stato possibile sentire, sia degli esterni, il mezzo andava lentamente. D'altra parte è un punto che tutti conoscono, è un punto in salita, insomma l'autobus oltretutto non è un mezzo che va a particolare velocità. Abbiamo un problema per le batterie di litio che per il momento sono state sequestrate, faremo degli accertamenti, però è necessario operare in sicurezza e quindi sono rimandati. Ripeto, domani consegneremo la disposizione sull'autopsia ai medici legali per quanto riguarda il cadavere. Abbiamo aperto comunque un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimostradale. Quindi su questa base naturalmente poi procederemo, come il codice di procedura penale prevede, a tutte le comunicazioni, nella fattispecie alla famiglia dell'autista. Ecco, prego. Lei prima diceva appunto che non sembrerebbe esserci coinvolgimento di un mezzo e ha parlato di riscontri, ecco, sembrerebbe però che comunque un mezzo potesse aver avuto un piccolo scostamento. Io vi ho detto tutto quello che abbiamo potuto accertare. Quello sembrerebbe, non è un dato che noi possiamo seguire, quindi queste voci che, come dire, sempre ci sono in questi casi, non sono riscontrati. Io vi ho detto tutto quello che è stato riscontrato, quindi ipotesi ulteriori non ce ne sono. E poi sul Il Garrail è stato sequestrato, faremo gli accertamenti sul Garrail. Sembra che nel punto proprio in cui è caduto ci fosse un pezzo mancante, non so, lei risulta le ripeto, io sui sembra non vado, noi abbiamo dato disposizioni già da ieri notte, per la verità, di sequestrare tutta l'area in maniera tale che il Garrail, il parapetto in ferro ulteriore rispetto al Garrail, che è proprio quello che dà sul baratro, diciamo, e il terreno, diciamo. Per cui tutto quello di quella zona, dall'inizio in cui si nota il punto di contatto fino al punto in cui c'è la rottura del Garrail e della tutela in ferro, del parapetto in ferro, è stato sequestrato. Adesso con calma valuteremo le attività ulteriori. Prego. Le voci sentite, le testimonianze che stavano meglio, non siete riusciti a sentire, hanno confermato un possibile malore, sono accorti di qualcosa in particolare? Non si sono accorte di niente. Quelli che finora è stato possibile sentire, che come ho detto non sono tutti per i motivi indicati, quelli che sono stati sentiti non hanno dato ulteriori elementi se non quelli che vi ho già detto. Una precisazione, scusate. Dica. E diceva appunto di queste batterie di litio, sì, che sono uscite di gas, ma per quanto dice che sia stata prima oppure anche dopo? Questo, sul prima non abbiamo riscontri perché nessuno ce l'ha detto, però io ho correttamente cerco di darvi le notizie perché capisco che vi sia l'esigenza di sapere com'è andata un fatto così grave che come dire, ha coinvolto tra l'altro anche tanti stranieri e quindi c'è un interesse anche dall'estero su questa vicenda. Però dovete tener conto che è successo ieri notte e che quindi stiamo ancora accertando tutto quello che è necessario accertare per dare delle informazioni che siano puntuali e corrette in relazione a quello che è stato accertato e non voci. Quindi per quanto riguarda il litio le posso dire che non abbiamo riscontri su una fuoriuscita di litio primo per le persone che sono state sentite, che però sono 3 o 4 rispetto a tutte, quindi adesso dobbiamo sentire anche gli altri e poi faremo anche degli accertamenti tecnici su queste batterie. Sono ancora attuali i numeri sui tedeschi colpiti, uno morto, 2... Mi pare che i numeri siano questi, non li ho specifici per nazionalità, però mi pare che i numeri siano questi. Avete riscontrato segni di frenata che possano far pensare a un tentativo di... Non risultano segni di frenata. E ha parlato, procuratore, di accertamenti sul cellulare del conducente. È un'ipotesi che potesse essersi distratto alla guida? No, non posso dire, questa è una conseguenza che
cerchiamo di prendere tutti gli elementi possibili in questa fase senza sapere esattamente come sono andati i fatti, proprio per avere tutti gli elementi per una ricostruzione puntuale, però non abbiamo un preconcetto rispetto all'attività di indagine. Prendiamo tutti gli elementi e poi li metteremo tutti insieme. Gli errori fatti all'inizio delle indagini, come ben sapete, poi non si possono più rimettere in ordine, quindi facciamo tutto quello che è possibile, probabilmente facciamo anche qualcosa di più, però siccome non sappiamo quali sono i risultati complessivi di tutte queste cose, è bene che si abbia uno spettro quanto più ampio possibile, perché alcune cose poi non si possono più fare. In mezzo a telecamere interne, una scatola nera, Guardi, c'è la scatola nera, però non siamo ancora intervenuti perché dobbiamo accertare se si tratta di un intervento ripetibile o non ripetibile, perché come sapete, se si tratta di un accertamento non ripetibile dobbiamo dare gli avvisi a tutti quelli che hanno diritto a partecipare, quindi stiamo accertando tecnicamente se si può fare nell'immediatezza o se dobbiamo invece disporre una consulenza con avviso alle persone che hanno diritto. Vale anche per l'autopsia sulla... Sì. Quindi se sarà autoripetibile oppure no? Beh, l'autopsia non è ripetibile, quindi comunque noi lo facciamo dando gli avvisi. Dando gli avvisi, sì. Quindi si farà... Il conferimento dell'incarico lo facciamo non appena si riesce ad avere il o i nominativi delle persone che hanno diritto per potergli fare la notifica dell'atto, però siamo sicuri che per domani dovremo riuscire a dare la consulenza. Quindi ci sono degli indagati già? No, non sono solo gli indagati ad aver diritto, sono anche le parti offese, ad esempio. Quindi. Ma potrebbero esserci, nel senso che magari si attende anche di capire. Ma potrebbero. Ma no, dico, potrebbe succedere. Il riferimento è anche per capire se ci possono essere già allo Stato il fascicolo è aperto contro ignoti. Quello che potrebbe accadere, sinceramente, non sono in grado di dirlo. Stiamo proprio accertando, come ho detto, anche facendo delle cose che in qualche maniera possono apparire in questo momento ulteriori, proprio per avere lo spazio poi di poter muoverci ad ampio raggio. Lo stato dell'autobus consente anche di fare analisi per capire, l'autobus era molto nuovo, però per capire se magari fosse stato un problema nei freni o qualche tipo. L'autobus è sotto sequestro, quindi sicuramente verrà fatta un'analisi anche sull'autobus. Stiamo cercando di fare prima le cose urgenti che sono relative alla situazione sanitaria e purtroppo letale delle persone coinvolte. L'autobus è sotto sequestro, potremo fare con un po' più di calma e anche individuando i tecnici necessari per ulteriori attività di riscontro. Va bene? Grazie. E questo era il procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi, che poi è stato, se non ho capito male, intervistato da Ilaria Marchiori e quindi eventualmente, ecco, lo sentiamo, tra pochissimo, vediamo. Non posso risponderle è possibile che, tutto è possibile, stiamo facendo passo dopo passo per evitare di dire è possibile che e quindi creare anche nelle opinioni pubbliche delle indicazioni che siano scorrette. Sì, ma il mio compito non è quello di far circolare quelli che si chiamano fake news, ma semplicemente di dare notizie sulle cose certe. Sì. Ma nell'autopsia, visto che pensate di conferire l'incarico domani, sì? Che è l'impresa proprietaria del mezzo? No, non mi pare che sia, non è parte offesa nel procedimento, ci sono solo indagati e parte offesa. Solo queste sono le persone che hanno diritto a partecipare agli accertamenti tecnici, gli altri non è previsto dal codice. Quindi solo parti offese coinvolgete? Parti offese perché è ignoti e quindi sì, solo le parti offese. Però ad esempio parti offese o comunque parti che hanno interesse. Chiaro che i familiari della persona a cui sottoposta alla consulenza tecnica saranno avvisati, quindi stiamo tra l'altro cercando i parenti o la compagna, la moglie dell'autista.
Procuratore, sono arrivata in ritardo, mi deve perdonare, continuo a ripetere alcune cose che non ho purtroppo sentito, sono del TG di La 7. So che ha escluso alcune ipotesi, come per esempio l'urto con un altro mezzo. Sì, però adesso non è che io le ripeto tutto quanto. Si fa dare un cellulare da una sua collega che sicuramente saranno così gentili da darglielo. No, ma ci sono però, dottor Chierchi, dei punti fermi già oggi chiarissimi. Dunque, sul chiarissimi, eviterei chiarissimo, ci sono dei punti che sono sufficientemente fermi. Il primo punto fermo è che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il pullman che è caduto ed altri mezzi, questo è il primo punto. Il secondo punto fermo è che risultano delle tracce di contatto tra il mezzo e il guardrail circa 50 metri prima della fuoriuscita, con un appoggio sostanzialmente e poi con una fuoriuscita. Questi sono i punti centrali, quindi nessun contatto con altro mezzo e un punto di inizio e di uscita. Su questo stiamo lavorando per capire che cosa è successo. Si parte dall'autopsia dell'autista, sì, che sarà il punto di rimente. Indubbiamente in questo quadro che incomincia ad avere dei punti, come ho detto, certi o abbastanza certi, certo l'autopsia sarà importante, penso che dovrebbe darci degli elementi ulteriori per avere un quadro sempre più completo. Si analizza una manovra, cioè l'ipotesi è di una manovra. No, diciamo, guardi, però come ho detto ai suoi colleghi, noi non facciamo ipotesi, perché l'ipotesi poi si lavora, però l'ipotesi qualche volta poi fa convergere tutte le attività sull'ipotesi e magari non si pensa ad altre ipotesi, quindi ipotesi non ne facciamo, stiamo facendo tutti gli accertamenti che è possibile fare in questo momento, che ci vengono in mente, per avere un quadro di riferimento. Dopo questo, infatti vi ho dato i punti certi o abbastanza certi, su questo poi continueremo a lavorare. Ci sono segni di frenate? Non risultano segni di frenata. Vi risulta che qualcuno possa essere salito a bordo durante il tragitto, perché l'aveva prefigurato il prefetto come possibile? Qualcuno potrebbe essere salito a bordo tra i passeggeri durante il tragitto? L'invito per 16 persone. Prenotato per 16. Guardi, questo sinceramente a me non risulta, però non abbiamo pensato proprio a tutto proprio per quello che ho detto prima. Man mano che ci vengono, che le indagini ci stimolano degli accertamenti ulteriori, li facciamo. Adesso questo che qualcuno sia salito in corso a me non risulta. La polizia locale che è quella che è intervenuta per questo tipo di accertamenti non mi ha comunicato niente di questo tipo. Lei sa se può confermare che ha prenotato per 16 veramente? Non sa se... No, questo sinceramente non lo so, però non vedo neanche allo Stato non mi viene in mente il rapporto di causalità tra i fatti. Si fa persino fatica a identificare le vittime. Purtroppo sì, non è tanto la condizione dei cadaveri, è proprio il fatto che manchino i documenti, sono soggetti stranieri, quindi anche i familiari non sappiamo se ci sono tutti o non ci sono tutti, quindi questo è un passaggio ulteriore che stiamo seguendo. Ci saranno accertamenti sulla regolarità del guardrail, del parapetto? Come ho detto, il guardrail è stato sequestrato, il pezzo che è caduto, è stata sequestrata tutta l'area e quindi il guardrail dal punto in cui è iniziato il contatto col mezzo, il terreno e i tubi, il parapetto in ferro che valuteremo poi le attività ulteriori che comunque saranno fatte. Ma l'iscrizione di eventuali indagati potrebbe essere abbreviata? Si deve fare conferire l'incarico per l'autopsia? Ma perché non si può fare contro ignoti? Noi lo facciamo contro ignoti, ma non è che le persone vanno indagate così tanto per essere indagate, vanno indagate se ci sono elementi puntuali. Certo, ma la nota della Cartabia, che peraltro questa procura ha già in precedenza attuato con ordine di servizio interno, serve proprio per non indagare le persone così, si indagano se ci sono concreti elementi di responsabilità. Allo Stato non ci sono. L'autopsia sul corpo dell'autista sarà svolta oggi, nei prossimi giorni, lo sapete già? No, intanto
accertando chi sono i parenti perché devono avere la notizia. Una volta che siano stati accertati, avranno la notizia, sarà disposta l'autopsia. Quindi non oggi, probabilmente se le persone sono identificate in giornata, domani mattina. Fascicolo contro ignoti, omicidio colposo plurimo. Sì, fascicolo contro ignoti allo Stato, fascicolo omicidio colposo plurimo stradale. A posto? Aspetta la manutenzione del cavalcheria? Che era già in manutenzione. Adesso sinceramente questa è una domanda che non so, presumo che sia il comune che deve fare la manutenzione, però non lo so. Adesso intanto è stato sequestrato, poi vedremo successivamente, cioè non andiamo subito a ipotizzare responsabilità, dobbiamo fare passo dopo passo le analisi necessarie, va bene? Prego? Proprio per la complessità del caso sono state delegate alla polizia locale, che è intervenuta nell'immediatezza, alcune cose e quindi la ricostruzione del fatto. I carabinieri è stata delegata a un'attività sono stati sentiti dai carabinieri le persone che erano fuori negli ospedali fuori Venezia, perché sono stati portati a Padova, a Dolo, a Milano e a Treviso, quindi sono state delegate queste e man mano che è possibile sentirli i carabinieri li stanno sentendo. La polizia di Stato si occupa del riconoscimento delle salme e quindi sta operando per tutta l'attività insieme a Medicina Legale di Padova, sta operando per questo tipo di attività. Quindi, i sopravvissuti che avete potuto sentire, sì, cosa hanno detto, che cosa ricordano? Hanno dato delle indicazioni che collimano con le ricostruzioni fattuali, e cioè non ricordano di aver sentito urla di nessun tipo e soprattutto non hanno sentito botte, colpi dalla parte sinistra del mezzo, e quindi questo collima con l'assenza di elementi che fanno pensare ad uno strusciamento, ad un contatto tra i due mezzi. Quindi neanche un principio di incendio di cui si era parlato ieri? No, ma di principio di incendio, in ogni caso non in quel momento, semmai il problema è quando il mezzo è caduto, però mi pare di capire che l'incendio, se c'è stato un incendio, cioè non è stato un incendio, forse sono state delle fiamme, ma sono legate, se mal non ho capito anch'io, alla fuoriuscita di materiale di litio che ha toccato le strutture interne quindi non era un problema il fumo era legato al litio, ecco, questo io quello che ho capito. Quindi i testimoni presenti non si sono accorti di nulla neanche in quegli ultimi 50 metri in cui No, si sono accorti che c'è stato uno spostamento verso destra, diciamo, ecco, questo sì. Non hanno sentito nulla però No, non hanno sentito colpi provenienti da sinistra, perché questo era il problema iniziale, perché proprio per quello scartino che sembrava vedersi nel filmato che io ho visto il cellulare ieri sera, poi l'avrete visto tutti quanti anche voi, c'era una freccia, se non sbaglio, a sinistra e poi un leggero scarto a destra, quindi il dubbio che era venuto è che ci fosse stato un contatto che poteva giustificare tutto il resto. Ieri sera, su mia precisa disposizione, la polizia locale è andata a sentire l'autista e a controllare il mezzo. Il risultato è che non risulta nessun contatto neanche minimo. Però i testimoni anche sulla parte destra non sentono nulla, cioè non si accorgono di questo trascinamento. Non li abbiamo, adesso non so dirla se quelli sentiti erano a destra o a sinistra, però a sinistra, che era il punto importante da un punto di vista analisi, che poi ci sia stato un contatto con il gallery, l'ho detto, è 50 metri circa prima della fuoriuscita, quindi quello è un dato obiettivo, non è modificabile da un testimone che quando va in autobus magari non è che sta attento, oddio, si dovrebbe accorgere dello strisciamento, questo lo accerteremo, però le dirò che è un problema secondario rispetto al dato obiettivo del guardrail graffiato. Ecco. Va bene? È l'unico video quello. Sì, non avete. Quello che già. Poi Credo che sia conclusa l'intervista di Ilaria Marchiori al procuratore capo della Repubblica di Venezia Bruno Kerr, che avete sentito rimane un giallo questa vicenda. Davvero lo stupore rispetto a
una dinamica di questo tipo, cioè un'uscita spontanea senza che ci sia stato un urto con altri mezzi, altre vetture, e quindi l'ipotesi di un malore, come qualcuno ha parlato anche di un tentativo di suicidio. Oggi come oggi si può fare qualsiasi ipotesi, l'importante poi è stare a vedere quelli che sono i rilievi della polizia scientifica, della magistratura, per capire che cosa veramente è accaduto. Non so se dobbiamo collegarci di nuovo con Ilaria Marchiori, no, quindi abbiamo sentito il procuratore della Repubblica Bruno Cherchi. Vediamo una ricostruzione video del gruppo GEDI, speriamo di potervela mostrare per intero, dalla partenza in piazzale a Roma e poi lungo il Ponte della Libertà fino al luogo della tragedia. Vediamo. Allora, questa è la ricostruzione del gruppo GEDI. Per ora, a parte quanto ha detto il procuratore della Repubblica Bruno Cherchi, non dovrebbero esserci altre novità. Vediamo soltanto se diamo solo un'occhiata ad altri giornali per capire se ci sono eventualmente delle nuove informazioni, ma vedete che c'è la ricostruzione. Oltrepasso un pullman e poi la sterzata, e poi il procuratore Cherchi: non risultano segni di frenata, sequestrate anche le batterie al litio, solo pochi superstiti sono in grado di parlare. Rimosso all'alba il pullman della strage, le vittime sono quasi tutte giovanissime, è davvero un incidente di una gravità senza precedenti, se non altro qui nel veneziano. Direi di chiudere qui questa lunga edizione di Focus TG, iniziata come sempre a mezzogiorno sulla tragedia di Mestre, questo autobus che è precipitato rompendo il guardrail ieri sera verso le 19:50, 21 le vittime, molti feriti anche gravi, sono 15 e purtroppo il bilancio probabilmente si aggraverà nelle prossime ore. Ringrazio molto i nostri colleghi, i nostri inviati sul posto, dalla redazione di Venezia, dalla redazione di Treviso, di Padova, e grazie al regista Francesco Ceron e ai registi Francesco Ceron e Italo Morao. Ovviamente ci torneremo stasera con altri particolari e altre notizie ovviamente nell'edizione serale dei nostri telegiornali, e poi ovviamente torneremo su questa tragedia a Focus alle 21:15. Buona giornata.